da solo, ci sono ancora inglesi e francesi, ma il grosso siamo noi, davanti al nemico tradizionale, gli austriaci, che è un nemico alla nostra altezza. Per una volta l'esercito italiano si è dimostrato superiore. È superiore come tecnologie, come tattiche, e le truppe combattono. Naturalmente la battaglia del Piave scatena anche un'ondata di propaganda e di retorica. È inevitabile, in tutti i paesi belligeranti la propaganda domina incontrastata e la retorica è spaventosa dappertutto. La battaglia del Piave ha lasciato alcune tracce nella memoria collettiva italiana. Ricordate le scritte, per esempio, le foto che tutti abbiamo visto una volta nella vita, il pezzo di muro di una casa diroccata con soprascritto «Tutti eroi, o il Piave o tutti accoppati». E per tanto tempo si cercava di far credere che un soldato spontaneamente aveva scritto quella cosa. Poi pian piano viene fuori che era il Comando Supremo che faceva fare queste scritte sui